Buongiorno, siamo qui con il custode dell'Osteria Senza Oste, il signor Cesare De Stefani. Signor De Stefani, oggi c'è stata una bella notizia. Hanno detto che è stata accettata o quasi siamo agli ultimi sgoccioli per l'accettazione della candidatura di questo territorio all'UNESCO. Cosa mi dice di questa notizia? Beh, io sono proprio molto contento di questa notizia. Io in silenzio, forse un po' per scaramanzia dentro di me, ma ho sempre sognato e sperato che possa quest'area diventare patrimonio dell'UNESCO. E sono anche consapevole che questo porterà dei limiti, porterà dei limiti edificatori, porterà il fatto di dover porre tanta più attenzione al territorio e a come come convivere con questo territorio e questo io credo che sia proprio molto importante, perché il territorio è bello, un po' lo possiamo migliorare, anzi lo dobbiamo migliorare, e credo che attraverso questa menzione a patrimonio dell'UNESCO saremmo anche in certo senso costretti a migliorare, ad avere una maggiore cura dell'ambiente e di questa terra che veramente ci ha dato e ci sta dando tanto anche a livello economico. È stato fatto un grande lavoro a monte, ho parlato anche giù a Valdobbiadene con i gestori dei locali, hanno detto che si rendono conto il turismo è incrementato di un 30%, quindi un grande lavoro da parte anche della regione, del nostro presidente, dell'ufficio del turismo, il signor l'assessore Caner e chiunque altro abbia lavorato per questo territorio. Rimane qualcos'altro da fare per migliorare? Stiamo facendo un buon lavoro? Cosa dice? Beh, non vi è dubbio che Zaia si merita veramente un grande applauso per quello che ha fatto, per l'impegno. Io me lo ricordo da quando ragazzino veniva in questi territori e ha sempre promosso e ha sempre dato veramente un buon esempio di una buonissima guida. Poi quando giro per l'Italia tutti ci apprezzano un governatore così. E quindi sicuramente ha fatto molto lui. Dobbiamo fare tutti noi molto, dobbiamo anche riconoscere che siamo stati fortunati, cioè il primo a dar molto è stata la natura, è stato il territorio, è stata per certi versi anche la casualità. A noi adesso il compito di continuare e di confermare questo aspetto. C'è comunque ancora tanto da fare, perché per migliorarsi c'è sempre tanto da fare. Non rilassarsi mai e andare avanti. Senta, la sua Osteria Senza Oste ha avuto delle vicende un po' di alternanza, diciamo, senza andare nei particolari. Come siamo adesso? È migliorato qualcosa? Io sono molto contento. Quell'iniziativa nata per caso. Ecco, anche l'Osteria Senza Oste secondo me è un po' come questo territorio. Nato per caso dalla bellezza del posto, da una mia idea, e però poi se ci sono delle concretezze nelle cose poi vengono fuori. L'Osteria Senza Oste è un indice dove io proprio posso confermare un forte afflusso di turisti, perché è un luogo conosciuto anche da fuori ed è un luogo che è curiosità per molti, quindi anche questo per me è un elemento per confermare che il turismo sta aumentando in modo deciso. E io quando ho pensato a quella cosa ho pensato a conservare qualcosa che una volta per noi era normale, un luogo dove trovare ospitalità, dove trovare fiducia, dove trovare pane, salame e un bicchiere di vino buono, che è questo fenomeno oggi del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Che poi la nostra filosofia veneta, cioè l'accoglienza e la fiducia nelle persone, perché lei lì praticamente lascia alla discrezione dei clienti di lasciare o meno quello che credono. Sì. Quindi un atto di fiducia, diciamo, verso i potenziali clienti che vengono in questa osteria. Più che potenziali clienti, io proprio li definisco dei visitatori, della gente che viene a visitare un territorio e poi successivamente possono essere tra virgolette clienti, nel senso che possono trovare qualcosa per rinfocillarsi con un bicchiere di vino e una fetta di salame.
il concetto di ospitalità e di fiducia anche nel fatto di mettere a disposizione delle cose, perché non dimentichiamo, io lì sto mettendo a disposizione di altri cose della mia famiglia, quindi un casolare, un edificio, un territorio, diciamo di una proprietà. E in effetti io e la mia famiglia ci stiamo sempre di più rendendo conto che quello è sempre meno una nostra proprietà, ma è sempre di più un luogo che appartiene agli altri che vengono in questa zona e amano andare ad avere come punto di riferimento poi per osservare quello che sta davanti a noi. Ultima domanda, se avesse una bacchetta magica e dovesse cambiare o creare qualcosa in più in questo territorio, per che cosa la userebbe? Non serve una bacchetta magica, bastano cose semplici. Io sognerei in questo territorio, per esempio, la cancellazione totale della panificazione in cemento. Abbiamo i nostri boschi qui e in fin dei conti non ci vorrebbe poi tanta fatica pian piano con gli anni a sostituire tutti questi pali di cemento con dei bei pali di castagno, di acacia. E questo diciamo è una delle cose. Poi un altro aspetto che mi dona il cuore quando vedo questi vecchi casolari che sono diffusi nelle nostre vigne, che molto spesso vengono abbandonati quando basterebbe pochissimo investimento, pochissima cura per tenere in piedi il lavoro e le fatiche dei nostri avi, dei nostri nonni, dei nostri genitori, che conservando quelle cose, su queste cose hanno vissuto e oggi ci lasciano un territorio che diventa patrimonio dell'umanità e che è diventato per noi motivo economico e di benessere, diciamo, professionale e lavorativo. Secondo lei lasciamo una eredità, qualcosa di migliore rispetto a quello che hanno lasciato i nostri genitori, i nostri avi a noi, ai nostri figli e ai nostri nipoti, o c'è qualcosa di meglio che possiamo fare? Possiamo fare qualcosa di meglio, è proprio il sogno di lasciare in eredità qualcosa di migliore. Sicuramente abbiamo la possibilità di farlo, non dimentichiamo che questo territorio è stato travolto da 2 guerre mondiali, quindi anche questo va ribadito, queste erano aree completamente distrutte e abbandonate, quindi i nostri nonni, i nostri genitori hanno ricostruito, noi dobbiamo conservare e tramandare ai nostri figli un territorio che sia bello a livello paesaggistico ma che sia anche sostenibile sotto il profilo della conduzione delle vigne e quindi lavorare la terra nel rispetto della terra e lavorare le piante nel rispetto delle piante. E allora, signor Cesare, cin cin col bicchiere che ha di prosecco Cin cin. e vino.